Il dissesto al comune di Agrigento non sembra un discorso campato in aria. Il rischio purtroppo esiste, come è successo a Porto Empedocle. Per quanto riguarda Agrigento si fanno i dovuti scongiuri, si vuole evitare il fallimento e l'augurio della gente è che si possa davvero evitare il collasso. Sarebbe come toccare il fondo in un comune dove il fondo è stato già toccato per i diversi problemi risolti, come lo spazzamento delle strade e le buche che continuano a mettere a rischio l'incolumità dei cittadini. Ma il dissesto è un'altra cosa, significa chiudere bottega. Per evitare il peggio, con pesanti conseguenze anzitutto per il personale comunale che non avrebbe assicurati gli stipendi, il sindaco Lillo Firetto ha sottoscritto al direttivo dell'ANCI il manifesto dei comuni siciliani nei confronti del governo nazionale e regionale. Un modo per evidenziare la grave crisi in cui versa il comune capoluogo. Il sindaco Firetto ha chiesto al governo nazionale e regionale provvedimenti urgenti finalizzati a evitare l'ulteriore degenerazione della crisi economico-finanziaria che potrebbe comportare già a partire dalla prossima primavera un ritardo nel pagamento degli stipendi al personale dipendente delle forniture di beni e servizi. Insomma, è un grido di allarme che bisognerebbe raccogliere in tempo utile per impedire il disastro.